Calato il sipario sulla rassegna Primavera Culturale Raffadali, quasi 2 mesi di iniziative di fermento che hanno visto protagonisti diversi autori. Sabato pomeriggio in chiusura in bellezza, sala auditorium della Biblioteca Comunale piena, protagonista il poeta locale Enzo Argento. Presento delle poesie nuove dove ho portato delle modifiche in quanto uso la parola all'essenziale, tipo ve ne faccio ascoltare una tanto per avere un'idea. S'angrambasse lo tempo e la zozzasse, scingenno lo pocoglio sotto mia, non gli serrandianno banne banne, ma lo spaldassi tutto un capetia. Mistura fisca che forza medune e se mi imbrondi li caghi mi sane. E così poi altre. Ho cercato di non fare perdere l'immagine pur usando meno parole possibile immaginare. A coordinare gli eventi culturali Enzo Ressi, sempre puntuale nei suoi interventi e nelle sue analisi. L'incontro quindi con un poeta, uno dei poeti più noti della Sicilia, e una persona che sa scrivere collegandosi in maniera eccezionale alla lingua siciliana. Io credo che oggi recuperare questo linguaggio significa recuperare la propria memoria. Meglio la morte e non chi stu dolore, ai 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 ai, moro 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 moro, sciatto di nome cori, l'amore mio sei tu. A volere ad organizzare la Primavera Culturale Raffadali è stata l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Silvio Cuffaro. Si conclude la Primavera Culturale del Raffadali con il nostro concittadino Enzo Argento, un uomo di cultura, uno che da sempre si è dedicato alla poesia dialettale raffadalese e che ha fatto dei lavori splendidi. Stiamo cercando di rilanciare la cultura Raffadali, a breve apriremo il Villaggio della Gioventù come teatro per cercare di nuovo di riprendere le meravigliose stagioni estive, cercando di portare di nuovo la commedia e il teatro a Raffadali. Io penso che sto avendo la collaborazione da parte di tutti in modo bipartisan, senza guardare il colore politico, e penso che quando tutti assieme lavorano per il bene della collettività qualche cosa di concreto poi i cittadini la vedono.